È una ridente cittadina posta tra due mari, conosciuta come città del sale e della vela. Trapani è la sua provincia che ha sviluppato nel tempo una fiorente attività legata all'estrazione e al commercio del sale, con la sua costa frastagliata, il suo porto, antico sbocco commerciale, ancora oggi alla base dell'economia locale. Una città che negli ultimi anni ha cambiato l'aspetto urbanistico, oltre a migliorare i servizi attirando sempre più i turisti, grazie a politiche lungimiranti e a politici che hanno investito per la sua crescita e il suo sviluppo. Abbiamo incontrato il senatore della Repubblica Antonio D'Alì, votato per la prima volta nel 1994 tra le fila di Forza Italia, oggi Popolo della Libertà, che sin dalla sua prima elezione si è speso per la sua terra, dimostrando che quando c'è buona volontà, nonostante gli innegabili problemi legati ad una burocrazia lenta, a fondi insufficienti ed erogati in ritardo, si può fare e anche bene. Ospite di reportage, dunque un personaggio illustre, un personaggio importante, quale appunto il senatore Antonio D'Alì, in politica sin dal 1994, ancora adesso senatore della Repubblica. Com'è cambiata la politica in questi anni? Ma guardi, io le posso dire che il 94 è stato un momento di svolta importante, non solo e non tanto per la discesa in campo di Silvio Berlusconi, quanto perché è stato il momento anche di cambio della legge elettorale. Si è passato dal sistema proporzionale di vecchio tipo al sistema maggioritario con l'istituzione dei collegi elettorali. Quello è stato un momento che ha dato la possibilità ai territori di poter esprimere i propri rappresentanti autentici, mentre prima l'esistenza dei grandi collegi lasciava magari alle città più grandi la possibilità sempre di esprimere deputati e senatori, trascurando molto il resto del territorio. Quello è stato anche uno dei motivi per cui io sono sceso in politica, perché la mia valutazione è stata che nel passato questa città e questa provincia erano state molto trascurate dalla politica proprio per mancanza di rappresentanti della città e della provincia, e che il nuovo sistema elettorale invece presentava un'opportunità di presenza che io, grazie anche all'invito di Forza Italia del Presidente Berlusconi, ho raccolto, pur non avendo mai precedentemente svolto alcun ruolo pubblico. Ero impegnato nella mia attività imprenditoriale privata, ma non avevo mai svolto ruoli pubblici. L'ho fatto proprio questo passaggio dal privato al pubblico con l'idea di portare nel pubblico quella concretezza che mi veniva dalla mia esperienza privata e che spero e penso di avere poi applicato in questi anni di attività politica. Oggi la politica certamente non è quella del 94, per un semplice motivo, a mio giudizio. Non devo fare una difesa di parte, ma devo fare una constatazione. C'è un partito, una componente diciamo complessiva, che è quella della sinistra, che già nel 94 ha mal digerito il fatto che una sua certa vittoria sia stata invece esorcizzata dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, ma continua a mal digerire il fatto che Silvio Berlusconi e tutto il centrodestra, grazie alla presenza di Silvio Berlusconi, continuano a vincere le elezioni. Come vede queste vicende giudiziarie che riguardano il premier Silvio Berlusconi, quest'unione tra politiche e gossip? Cito ad esempio il caso Ruby. Sono degli episodi sicuramente discutibili che magari hanno messo anche in imbarazzo l'Italia agli occhi dei paesi stranieri. Questo attacco personale nei confronti del Presidente, soprattutto enfatizzando situazioni che poi nel tempo si vanno dimostrando non oggetto di nessun tipo né di reato, ma tantomeno di disdoro, creano un problema fortissimo all'immagine del Paese all'estero. Io ho la possibilità di girare spesso e posso dirle che così come oggi i giornali italiani dedicano larga parte delle loro cronache alle vicende personali del Premier e alle accuse che gli vengono mosse, anche i giornali all'estero riportano spesso di queste situazioni, tralasciando invece di illustrare il ruolo dell'Italia nel contesto internazionale,
che mi sembra in questi ultimi anni assolutamente cresciuto a livello di autorevolezza e anche a livello di posizionamento. Il nostro è pur sempre il settimo paese industrializzato del mondo. Siamo riusciti a superare una crisi economica che invece ha travolto altri paesi che sembravano con miglior dinamica economica della nostra e che in realtà invece alla riprova di un momento di difficoltà come è stata la crisi internazionale si sono ritrovati scoperti, e quindi in Europa ne abbiamo già, nella nostra civilizzata Europa ne abbiamo parecchi esempi. Questo per dirne una, così come l'immagine anche dell'Italia nel mondo, sempre basata soprattutto sulla sua cultura, sulla sua tradizione artistica, spesso viene diciamo, non intaccata ma sovrastata da queste immagini negative che poi non recuperano nel momento in cui viene dimostrato, come è stato il caso del G8 di Napoli del 94, appena il presidente Berlusconi era andato al governo. Non recuperano con la rettifica o con la notizia che tutto ciò era infondato o meno, perché il battage pubblicitario negativo è quello che segue l'immediatezza dei fatti o l'immediatezza delle accuse. Quindi questo è un primo punto. Il secondo punto, non vi è dubbio che vi è un accanimento giudiziario nei confronti del Presidente del Consiglio. Ecco, e vi è anche un tentativo di politicizzazione di alcuni fatti di indagine che dovrebbero mirare a un intervento di pulitura delle anomalie, delle storture della nostra società e che viene utilizzato anche per scopi politici. Ma questo è un giudizio che credo che anche gli stessi cittadini abbiano più volte espresso, confermando la fiducia al Presidente Berlusconi e alla sua coalizione, perché se ciò fosse stato vero e compreso è chiaro che non ci sarebbe stato una così continua affermazione del Presidente al momento elettorale. Quello che più dispiace è che la sinistra in questo suo livore per la mancata vittoria elettorale, perché alla fine questo è il motivo, addirittura si abbandona spesso anche a momenti diciamo, di disistima nei confronti dell'elettorato, che è la cosa peggiore che possa accadere in democrazia. Quando si vota a destra l'elettorato è sciocco, è stupido, certo, e non capisce, eccetera. Quando si vota a sinistra improvvisamente diventa intelligente, diventa sagace e diventa lungimirante. Parlando adesso invece della politica isolana e del suo impegno in particolare per la sua Trapani, lei sicuramente ha fatto molto, ha cambiato la facies, l'aspetto della città di Trapani e dell'Interland, basta citare progetti quali l'Airgest, il potenziamento di tante arterie viarie e poi di un vero e proprio evento quale la Wheaton Cup, un evento che però le ha lasciato anche un po' di amarezza. Ma guardi, io come le dicevo dal 94 con quelle motivazioni di cui sopra, cioè con l'ansia di rappresentare un territorio che era stato precedentemente trascurato molto alla politica, ho cercato sin dal primo momento di interpretare queste motivazioni e quindi di trovare quelle soluzioni possibili a un miglioramento della situazione della mia città e della provincia che andasse oltre l'ordinarietà, perché l'ordinarietà è quella legata alle risorse che vengono trasferite dallo Stato agli enti locali e con le quali gli enti locali poi riescono a tenere una manutenzione più o meno valida del territorio. Quello che è importante per quello che un politico dovrebbe fare per il proprio territorio è di portare valore aggiunto a questa ordinarietà e quindi per questo ho cercato di immaginarmi tutta una serie di interventi dai piani urban come abbiamo iniziato proprio
negli anni 2000 ad elaborare assieme all'amministrazione comunale dal piano Urban, che ha consentito molti dei rifacimenti che sono stati fatti in città, di risistemare il centro storico, dalla pavimentazione delle strade a molte opere pubbliche che sono state fatte. Per poi andare anche al grande evento della Whitton Cup, che non è stato un episodio così improvviso, ma è stato una dura e tenace programmazione durata oltre 3 anni, per cui abbiamo lavorato in maniera tale che alla fine si riuscisse ad ottenere questa opportunità che è stata opportunità anche strutturale, perché il governo nazionale, l'allora governo Berlusconi, ha finanziato circa 60 milioni di opere portuali per rendere il porto nelle condizioni di poter essere agibile per quell'evento, ma opere che sono rimaste come patrimonio del porto e quindi della città e quindi degli operatori marittimi. Noi oggi abbiamo tutta una serie di flussi turistici anche via mare, tramite le navi da crociera, tramite l'incremento del diportismo, che sono diretta conseguenza anche di quell'evento. Quell'evento che ha portato l'immagine della città nel mondo in maniera assolutamente positiva, che per quello che tra l'altro è costato, se avesse dovuto essere impiegate, quelle somme avessero dovuto essere impiegate in una campagna pubblicitaria, avrebbero coperto 1/100 di quello che è stato il risultato invece di propaganda e di immagine che ha prodotto la Whitton Cup. C'è qualche amarezza legata sia agli ostruzionismi che si sono verificati in fase preparatoria, sia anche all'esito successivo di alcune indagini, a mio giudizio esiti assolutamente pretestuosi, talché che oggi, faticosamente riprendendo quei lavori che sono stati allora interrotti col pretesto delle irregolarità e che poi invece si sono rivelati assolutamente regolari, ancora oggi soffriamo di quelle lentezze. Lei pensi che i lavori della banchina a Ronciglio, che sono stati bloccati a 15 giorni dall'inizio delle gare e quindi anche dalla fine degli stessi lavori, non sono ancora ripresi dopo 5 anni, nonostante un lavoro estenuante di verifica delle autorizzazioni che ho personalmente seguito soprattutto negli ultimi 2 anni da quando siamo tornati al governo, ma noi siamo stati penalizzati estremamente dal governo Prodi perché abbiamo subito lo scioglimento dell'autorità portuale solo per un motivo esclusivamente politico, perché poi una relazione fatta dal Ministero ha dimostrato che ciò non era opportuno e necessario farlo, e anzi sarebbe stato meglio lasciare in piedi l'autorità portuale, che aveva già iniziato un lavoro di prospettiva per sfruttare positivamente l'onda della immagine e della notorietà che la Whitton Cup aveva data a questa città. Ma nonostante ciò noi continuiamo sulla nostra strada con grande determinazione. Tante le battaglie che lei ha portato avanti, non ultima quella della riapertura dell'aeroporto di Birgi. La possibilità di rilancio dell'aeroporto è una diretta conseguenza di quell'evento, perché Ryanair si è accostata alla possibilità di utilizzare l'aeroporto di Trapani dopo la Whitton Cup, perché poi nel 2006, quando io sono diventato presidente della provincia, ho agganciato questa opportunità, direi anche con un po' di coraggio e con il sostegno dell'intero Consiglio provinciale, questo mi preme dirlo, di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio provinciale, che hanno capito l'importanza di quell'iniziativa. Oggi che quell'aeroporto può toccare tranquillamente, perché l'anno scorso siamo arrivati a 1.700.000 passeggeri, e può toccare 2 milioni di passeggeri tranquillamente e superarli, di cui un buon 50% sono turisti, e quindi le lascio immaginare qual è l'impatto sul territorio
che queste presenze hanno, ma non solo per la provincia di Trapani, è diventata una porta d'ingresso per l'intera Sicilia, perché molti dei turisti che atterrano a Trapani Marsala poi vanno anche ad Agrigento, vanno anche a Palermo, vanno a Sciacca, vanno in tutta la Sicilia occidentale. E quindi oggi dicevo che abbiamo raggiunto questi livelli, l'aeroporto lo difendiamo, abbiamo superato la crisi militare, non del tutto ancora. Una settimana di fermo è stato un colpo micidiale per questa nostra economia, ma ci siamo mossi adeguatamente perché nonostante le perplessità della convivenza tra aeroporto civile e aeroporto militare si è trovato il modo di riaprire. Oggi abbiamo 40 voli giornalieri sull'aeroporto, vorremmo recuperare anche i 72 settimanali che erano nei programmi e che non si possono ancora svolgere, ma lo faremo sicuramente quando le operazioni militari andranno, speriamo presto, a diminuire e quindi a terminare. Diciamo che è una strategia combinata, non sono episodi. Una strategia di rilancio del turismo e della internazionalità di questa provincia che passa attraverso la Whitton Cup, attraverso l'aeroporto, attraverso le navi da crociera, attraverso la continuità degli eventi internazionali che sono stati mantenuti in questi 5 anni. Abbiamo ospitato regate internazionali per 5 anni di seguito, la 100 Cup, i trimarani, adesso stiamo ospitando l'Extreme 40 che è la concorrente dal punto di vista della vera internazionale di America's Cup. Ospiteremo, perché questo mi sento di poterlo anticipare ancora una volta, America's Cup nel 2012, perché grazie alla qualità della offerta che abbiamo saputo dare, quando qualcuno organizza circuiti di America's Cup, in questo caso compete agli amici di Oracle di San Francisco, la prima location cui pensano è Trapani, perché noi in quei 9 giorni di straordinario successo di quella manifestazione abbiamo ospitato a Trapani 750.000 persone, proprio contate all'ingresso del village di Whitton Cup, e in soli 9 giorni significa come se Roma in 9 giorni ne avesse, per noi, per una città di 100.000 abitanti, ne avesse ospitato 20 milioni di persone. Lo sviluppo economico deve essere accompagnato ovviamente anche da una crescita culturale. Lei è anche presidente del Consorzio Universitario di Trapani e quindi ha puntato anche sul mondo della scuola. Il potenziamento dell'università è fondamentale, sia per far crescere meglio dal punto di vista del sapere le nostre giovani generazioni, sia per stabilire contatti col mondo. Quest'anno noi abbiamo, per esempio, per la prima volta, credo nella storia trapanese, 4 giovani stranieri che hanno chiesto di venire a Trapani per fare l'Erasmus. Siamo abituati sempre a vedere l'Erasmus come una possibilità, e ciò è assolutamente positivo, per carità, per i nostri ragazzi che vanno fuori, perché devono giustamente capire come funziona il mondo, devono allargare gli orizzonti, le vedute, però è importante che ci siano giovani di altri paesi che pensano di poter arricchirsi culturalmente venendo da noi, e questo è un segnale importante, una strada che naturalmente dobbiamo ulteriormente percorrere. E poi la specializzazione per quanto riguarda la cultura universitaria di materie che sono caratterizzanti per il nostro territorio. Noi abbiamo un istituto di biologia marina che da tantissimi anni cresce sempre di più in professionalità e in qualità ed è un centro di riferimento per tutte le università del Mediterraneo. Abbiamo una facoltà di enologia a Marsala che è sicuramente una delle più attrezzate. Intendiamo continuare con l'esperienza dell'archeologia del mare e con altre esperienze che abbiamo iniziato, che dobbiamo naturalmente affinare, e soprattutto stiamo creando le premesse per un grande centro studi sul turismo e sull'ambiente, dato che qua ne siamo
ormai diventati protagonisti. A proposito di ambiente, lei ha ricevuto un premio speciale nel 2010 per l'ambiente. Ma guardi, io diciamo che ho sempre guardato all'ambiente come una delle potenzialità fondamentali di questo territorio e ho sempre fatto delle battaglie ambientaliste un po' particolari, nel senso che cercando di difendere i suoli e di difendere le caratteristiche del territorio, ma ancor prima di fare politica ricordo la battaglia per la difesa delle saline o la battaglia per la difesa dell'isola di Favignana dalla presenza eccessiva della struttura carceraria. Si voleva costruire anche un nuovo carcere a Favignana, c'è stato anche proprio un movimento importante proprio popolare. Potremmo dire progresso però nel rispetto dell'ambiente. Progresso nel rispetto dell'ambiente e utilizzo dell'ambiente al meglio, ma la difesa dell'ambiente passa anche attraverso alcune azioni e alcune riflessioni importanti. Io per esempio sono un ambientalista ritenuto un po' eretico dai veri ambientalisti perché sono assolutamente favorevole al nucleare, che ritengo essere una fonte energetica pulita, sicura molto più di quanto purtroppo l'emotività di alcuni casi non lasci intendere. Se lei vede tutti gli studi scientifici sulle morti da energia o da fonti di energia, il nucleare è quello che ne ha di meno in assoluto, intanto perché per fortuna gli incidenti sono molto scadenzati nel tempo e molto rari, e poi perché le altre fonti energetiche hanno un tasso di incidenza sulla salute elevatissimo, basta pensare al petrolio, basta pensare alle esalazioni, basta pensare a tutto l'inquinamento tradizionale, del quale noi magari non ci accorgiamo quotidianamente, ma che incide in moltissime fattispecie di malattie e quindi sulla salute dell'uomo. Lasciando adesso un po' la politica ed entrando nella sua vita privata, lei appartiene ad una delle più antiche famiglie di Trapani, una famiglia aristocratica, ha avuto un legame molto particolare con un personaggio molto illustre, suo nonno Giacomo. Che rapporto aveva con questo nonno e che cosa le ha lasciato nonno Giacomo? Beh, intanto se partiamo da questo punto posso dirle che l'insegnamento principale che ho avuto da mio nonno, l'attaccamento al lavoro sicuramente, alle regole, alla disponibilità anche nella comprensione verso le esigenze degli altri. Era un personaggio sicuramente ritenuto molto austero, anche lui veniva da una educazione severa, aveva studiato ingegneria al Politecnico di Milano, dove lì si era laureato nel 1912, quindi era una rarissima situazione nel panorama meridionale e siciliano in particolare. Era rientrato in Sicilia per motivi di personali interessi, essendo tra l'altro figlio unico non poteva abbandonare gli interessi di famiglia, anche se ogni tanto nelle confidenze così della tarda età si rammaricava di non avere percorso quello che era la sua aspirazione, cioè di poter essere protagonista dello sviluppo industriale del nord Italia, quale in quel periodo si verificava e per il quale in realtà aveva poi studiato. E nonostante ciò era riuscito a portare nella sua esperienza lavorativa legata agli interessi di famiglia quel rigore dei suoi studi matematici, dei suoi studi industriali, per cui si è sempre poi contraddistinto. Nel 66 ha avuto anche il riconoscimento del Cavalierato del Lavoro, uno dei primi in Sicilia, e credo che il suo insegnamento, ripeto, principale sia stato proprio quello, al di là di alcuni aspetti molto simpatici della sua personalità familiare, ma della sua vastissima cultura. Veramente devo dire che io da lui anche ho appreso tantissima della cultura che poi ho continuato nei ritagli di tempo a coltivare. Lui aveva anche proprio questo aspetto, ogni cosa che immaginava, pur essendo ingegnere, molto nelle costruzioni, molto nelle cose, però sempre adattandola a quelle che erano le caratteristiche del territorio.
Di questo, diciamo, ho un ricordo veramente straordinario degli anni che ho vissuto con lui, anche perché mio padre morì molto giovane, io non l'ho neanche conosciuto, e quindi la mia infanzia è passata assieme a questo nonno, e pur la differenza di età generazionale, un salto generazionale, non ha impedito che si stabilisse un forte rapporto. Devo dire che ricordo con grandissima nostalgia. Suo nonno oggi sarebbe orgoglioso di quello che lei ha realizzato, in particolare facendo politica? Questo io non lo posso dire, io penso che tanto certamente qualcosa di averla fatta, e soprattutto questo non sta nel mio giudizio, ma sta nel giudizio dei cittadini che poi lo esprimono attraverso il voto. Sicuramente sarebbe di sprone a quello che io faccio, perché la sua idea era sempre quella che bisogna sempre essere presenti sul lavoro, essere presenti al proprio dovere, e quindi riuscire a dare un'immagine positiva di se stesso. Ricordo che lui era anche presidente della Banca Sicula, e ricordo che noi, quando io bambino, parliamo anche di pochi, di 10-12, all'età di 10-12 anni, lui spesso mi portava in giro, nel giro che faceva allora con strade e mezzi diversi da quelli di adesso, delle varie agenzie della banca sparse su tutta la regione siciliana. Si partiva non più tardi delle 5 del mattino per riuscire a raggiungere anche Messina o Catania in mattinata, e essere presenti al momento dell'operatività degli sportelli. E si girava moltissimo anche tutte le realtà imprenditoriali della Sicilia, perché lui voleva avere il polso di quello che accadeva, dell'evoluzione. Forse questa era anche la sua educazione nordica, cioè degli studi che aveva ricevuto dagli studi del nord, attentissimo all'evoluzione dei tempi. Molto meno di noi si stranizzava anche dei risultati del progresso. L'uomo sulla Luna per lui è stata una assoluta diciamo, conseguenza di tutta una serie di precedenti sperimentazioni, mentre per noi poteva sembrare magari una cosa estremamente nuova, per lui era diciamo così, una conseguenza normale di tutto quelli che erano stati i lavori preparatori. E quindi da questo punto di vista credo anche di aver ereditato da lui un minimo di capacità di vedere avanti, di guardare avanti. Io quando immagino qualcosa da fare non lo immagino per il risultato che in termini politici utilitaristico possa avere nel giro di pochi mesi, ma guardo al risultato in avanti, e soprattutto non per me ma per quelli che poi dovranno vivere su questo territorio. La sua linea politica e la sua condotta politica l'hanno sempre spinta ad avvicinarsi ai giovani, a circondarsi di giovani. E allora qual è il messaggio che si sente di dare a quei giovani che vivono dei momenti difficili, legati soprattutto alla mancanza di un lavoro stabile? Guardi, io sono estremamente fiducioso nella classe giovanile nostra, e posso dire che non è vero che i giovani non guardano con attenzione alla politica. I giovani nostri sono bravissimi dal punto di vista scolastico, sono sicuramente i più intelligenti, quelli che riescono meglio anche quando vanno fuori e quando vanno nelle università del nord Italia o straniere, ma sono anche molto attenti ai fatti della loro terra. Io sto coltivando, nel senso affettuoso del termine, un gran numero di giovani in questo territorio, perché i giovani vanno stimolati, vanno interessati. Hanno bisogno di occasioni? Hanno bisogno sì di occasioni, ma soprattutto di considerazione. Hanno bisogno di capire che loro non sono una appendice della società, ma sono una parte essenziale della società, che possono essere protagonisti non solo del futuro, come noi amiamo dire, forse anche per una gelosia di ruoli, ma anche del presente. Loro hanno diritto a essere protagonisti del presente. Non devono naturalmente pensare di poterlo fare senza utilizzare l'esperienza di chi li ha preceduti. Cioè noi non dobbiamo alimentare conflitti generazionali, dobbiamo riuscire a valorizzare le qualità dei nostri giovani, che sono veramente straordinarie. Ripeto, anche perché ormai il mondo della comunicazione consente
un confronto globale di intelligenze, soprattutto di culture e di intelligenze. E allora, se vi sono alcuni paesi che hanno delle grandissime potenzialità dal punto di vista dell'intelligenza, come possono essere oggi l'India, la Cina, sappiamo benissimo che la maggior parte ormai degli ingegneri che lavorano negli Stati Uniti d'America sono indiani, ma questo anche per un fatto numerico, di quantità oltre che di qualità. Noi possiamo dire che i nostri giovani non hanno nulla da meno delle intelligenze degli altri popoli, in più hanno la cultura che gli viene dalla nostra storia, ma gli viene dalla nostra storia se in quanto noi più anziani siamo capaci di trasmettere le positività di questa tradizione culturale. E quindi questo è il nostro compito, di trasmettere ai nostri giovani quel valore aggiunto che deriva dal nostro passato, perché per quanto riguarda il confronto con le altre realtà del presente, loro non hanno bisogno veramente, non temono assolutamente questo confronto, non hanno bisogno di nessuna spinta, sono bravissimi. E nella politica hanno bisogno di buoni esempi, questo va da sé. Certo, se qualcuno dà cattivo esempio, il giovane poi è diffidente. Si disaffeziona. No, più che si disaffeziona, disistima e confonde, naturalmente come tutti, anche come cittadini, confonde la disistima personale dalla disistima del sistema. E quindi questo è molto pericoloso, perché disistimare il sistema alla fine significa svuotare anche le istituzioni di contenuti valoriali, e quindi questo è quello che noi dobbiamo assolutamente evitare. Senatore, noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite e per averci voluto regalare questa piacevole conversazione. Grazie altrettanto a voi, e quando ritenete per approfondire qualsiasi argomento anche di attualità, sono sempre a vostra disposizione e dei vostri ascoltatori naturalmente. Grazie. E con voi invece ci vediamo la prossima settimana.